Vogliamo dedicare questi ultimi minuti prima di chiudere la nostra trasmissione alla testimonianza e al racconto di come sta vivendo chi vive a Taranto, in questo caso a Massafra, nella nostra provincia da tanto tempo, ma ha purtroppo parenti, amici, il cuore in Ucraina. Abbiamo chiesto a Maria di intervenire. Lei lavora appunto nel nostro paese ed è qui in diretta con noi. Buongiorno, ciao Maria. Buongiorno a voi. Maria, dunque, mi raccontavi fuori onda che ti stai dando un grande affare insieme ad altre tue connazionali per raccogliere cibo, vestiario, tutto ciò che serve. Chi hai lì in Ucraina e come stai vivendo queste giornate terribili? Come posso vivere lì? Voi vedete tutti i giorni il telegiornale e vedete come vivono gente. Senza cibo, senza acqua, muoiono bambini, muoiono tutti, soldati nostri, soldati anche russi. Mi dispiace per tutti perché sempre sta insieme, per tutto il popolo, perché anche non sanno loro perché loro sparano, perché c'è tanti... Ecco Maria, io ti volevo fare questa domanda, ma in Ucraina avete mai avuto il sentore, l'idea, cioè avevate capito che stava succedendo qualcosa o è stata anche per voi qualcosa di improvviso come per una certa parte del mondo? Senti, adesso come penso perché io sono venuta in Italia nel 2002. Sì. Perché quando stavo bene non potevi venire perché nostra Ucraina bella, bellissima, c'è tutto, stata bella industria, sta tutto, boschi, mare, terra buona. Poi come cominciavi a entrare diciamo da, non lo so, America, tutti quanti, visto come quella bellezza e cominciati forse tramite loro politici questa cosa. Insomma non c'era questa percezione, Maria, che i politici, come dici tu, insomma come li chiami tu, arrivassero a tanto. Tu chi hai in questo momento in Ucraina e li riesci a sentire o sono interrotte le comunicazioni? No, ancora sento, ieri sentita con i miei figli. Perché le nore venute qua già una sta a Polonia, l'altra venuta a Trentino d'Alito. Quindi sono arrivate in Italia le tue nuore con i nipoti, con i bambini, sì. Con i bambini, e invece i figli sono rimasti in Ucraina? Figli e un nipote 19 anni è rimasto lì, poveretto pure, avevo un buon futuro perché giocavo Shakhtar, Dinamo Kiev, adesso Metallist. Giocava a calcio nello Shakhtar, nella Dinamo Kiev. Giocavo a calcio e sta due università di allenatore. Kiev e università pure ingegnere costruttore delle case, due università studiato. Adesso che futuro c'è questo ragazzo? Ecco, hai ragione. Momenti difficili. 2 anni e 5 mesi. 2 anni e 5 mesi a tuo nipote? Sì. E adesso mi dicevi è in Italia con tua nuora? No, questo sta in Polonia, questa è la vita. Tu dove vivevi quando eri lì? A Kiev oppure in un'altra città? Vinica, mio figlio a Kiev. E il tuo paese è stato già colpito? Hai avuto modo di sentire qualcuno proprio del paese, non di Kiev, di questo paese di cui ci parlavi? Non lo ripeto perché non lo so dire, Maria. Sì, vicino, tutti vicini, paesi 60 chilometri, sparano, buttano bombe, una cosa brutta. Molto brutta. Bruttissima. Maria, noi sappiamo che tu adesso devi correre al lavoro, quindi ti salutiamo, grazie per la tua testimonianza, ti rinnoviamo da parte della redazione di Cittadella alla radio l'invito a chiamarci e chiederci eventualmente di cosa avete bisogno. Noi ci siamo anche solo per far sentire la vostra voce e raccontare come state vivendo queste ore. Sei riuscita già a spedire qualcosa con gli No, alle 11 non devi arrivare signore, prendere tutta roba e portare. Il corriere. Sì, corriere. Sì, ho fatto tanta raccolta con medicina e cibo da mangiare, perché robe non servono, perché gente non capisce che la roba non tanto serve, solo diciamo coperte, qualcosa, giubbine, altro no, poi cominciare a portare tante le cose. No, poi grazie ai miei amici qua noi riusciti a raccogliere tutto quello dove serve per i nostri bambini, soldati. cibo e medicina. Grazie. Grazie a tutti gli italiani, tutti che sta vicino a noi e poi grazie anche al nostro presidente, perché è unico forse nel mondo così
bravo che riesce a restare con questa guerra e comandare, non uscito, non scappato come tutti gli altri, quelli dove uccisi Ucraina, quelli dove rubavi tutta la vita e poi cominciata la guerra con questa Russia, perché pure questi soldati russi non è colpa di loro. Purtroppo sì, abbiamo visto delle immagini veramente forti anche del popolo ucraino che accoglie insomma anche i soldati russi, soprattutto ragazzini che si sono trovati in questa guerra, non sanno neanche per cosa stanno combattendo, è veramente tutto agghiacciante, sembra un film dell'orrore. Grazie. Io come una madre penso ai russi e ucraini, perché pure a San Pietroburgo c'è 2 sorelle, c'è nipote. Siete fratelli, certo, e anche questo rende la guerra ancora più dura da sopportare. Grazie davvero Maria. Grazie Maria. Grazie, buona giornata. Buona giornata a te. Sei sempre vicino.